Nuovi arrivi ad Agrigento tra le fila dell'Arma, oggi il comandante provinciale Stingo, presente nuovi ufficiali. Duro scontro in Sicilia tra Conte e Renzi, il leader dei 5 Stelle attacca duramente il fondatore di Italia Viva. Da Agrigento a Palermo, fuoco incrociato in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Parroci in protesta pronti a spegnere i campanili, a rischio la vita delle chiese, taglio delle celebrazioni per risparmiare luce e gas. Eccellenza, terza vittoria per l'Acragas che va in testa alla classifica con Sciacca, bene anche il Profavara, Serie D, Licata perde contro il Castrovillari. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Vincenzo Bulla è il nuovo comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Agrigento. Stamani conferenza stampa indetta dal comandante provinciale dell'Arma Vittorio Stingo per presentare il tenente e gli altri nuovi ufficiali che si insediano ad Agrigento. Arturo Cantella. Cerimonia di insediamento stamani presso la caserma provinciale dei Carabinieri di Agrigento alla presenza del comandante colonnello Vittorio Stingo, del tenente colonnello Vincenzo Bullà, neo comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Agrigento. Insieme al tenente colonnello Vincenzo Bullà è stato anche presentato il sottotenente Vincenzo De Felice, chiamato a guidare la tenenza dei Carabinieri di Ribera. Per il tenente colonnello Vincenzo Bulla, che ha assunto anche il vicecomando provinciale dell'Arma, si tratta di un ritorno nell'Agrigentino, essendo stato anche alla guida della compagnia di Cammarata, mentre per il sottotenente De Felice si tratta della prima esperienza professionale in Sicilia, essendo stato nel recente passato comandante in una stazione dei Carabinieri in Piemonte. Per me è un ritorno nella provincia di Agrigento e per questo sono particolarmente onorato. Ringrazio il Comando Generale per l'opportunità che mi ha concesso, la fiducia che ha avuto nei miei confronti per questo rientro ad Agrigento. Il mio impegno sarà il massimo che io posso dare, spenderò tutte le mie forze a servizio della collettività di tutta la provincia. La lotta alla mafia resta sempre al primo posto? La lotta alla mafia è sempre al primo posto, è fra le nostre priorità. Anzi, la priorità principale, possiamo dire. Sono molto onorato di questo nuovo incarico e al tempo stesso sono consapevole dell'enorme sforzo che dovrò produrre per cercare di garantire a quella cittadinanza quanta più sicurezza possibile. Cercheremo in ogni modo quindi di essere il più vicino possibile ai cittadini e da parte nostra l'unica promessa che mi sento al momento di fare è quella che ci sarà il massimo impegno da parte mia e di tutta la tenenza di Ribera. Ribera recentemente è stata caratterizzata da forti movimenti di spaccio di droga, addirittura sono state anche delle persone uccise. Ecco, in questo senso quale sarà il suo impegno verso questo settore, in particolare ovviamente senza trascurare gli altri? Ho avuto modo di vedere l'ottimo lavoro fin qui fatto dai colleghi che sono tuttora presenti a Ribera e da chi mi ha preceduto e quindi l'idea è quella di iniziare e di continuare su quella stessa strada già tracciata dai colleghi e al tempo stesso di cercare di fare quanto di più per prevenire questi fenomeni di spaccio. Quindi chiediamo anche la collaborazione alle varie associazioni e istituzioni presenti sul territorio di Ribera e limitrofe. Tragico incidente sulla strada statale 115 in territorio di Montallegro vicino al laghetto Gorgo. Un motociclista di 52 anni originario di Alessandria della Rocca è deceduto in seguito ad un terribile schianto avvenuto sul tratto stradale della strada statale 115 tra il bivio per Montallegro e il laghetto Gorgo in direzione Sciacca. La moto ha centrato in pieno un cane che ha attraversato la carreggiata. L'impatto è stato violento e non c'è stato nulla da fare per il Centauro che viaggiava a bordo di una Kawasaki 750. Alle prime ore di questa mattina in provincia di Palermo e Agrigento i carabinieri della compagnia di Partinico hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati a vario titolo di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e atti sessuali con minore. Sono finiti in carcere 2 ai domiciliari con braccialetto elettronico, mentre per gli altri 2 è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza. L'indagine avviata
ad agosto 2021 e condotta fino a febbraio di quest'anno con l'ausilio di intercettazioni telefoniche, ha consentito ai militari dell'Arma, sotto la direzione della Procura distrettuale di Palermo, di documentare come una ragazza minorenne fosse stata indotta dalla madre e dalla sorella a consumare rapporti sessuali a pagamento con 2 degli indagati. È emerso così un giro di prostituzione creato e alimentato proprio dalle 2 donne. Queste ultime inoltre avrebbero avuto l'appoggio di un loro familiare e di coloro che, dopo aver consumato atti sessuali con le donne, si sarebbero adoperati per organizzare incontri e trovare loro ulteriori clienti. Ancora un caso di violenza fisica e psicologica all'interno delle mura domestiche. È successo in un'abitazione del centro storico di Agrigento, dove una donna 35enne è stata picchiata con pugni e schiaffi dal marito e padre dei suoi figli poco più grande. A chiamare i poliziotti della sezione volanti, i residenti della zona che hanno sentito il rumore sospetto provenire dalla casa. La donna è stata soccorsa e trasferita all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in ambulanza. Ad attenderla c'erano gli agenti di polizia che hanno raccolto la sua testimonianza. La donna infatti ha deciso di dire basta e denunciare il marito. Attivato come consuetudine il protocollo Codice Rosso che tutela le persone vittime di violenza. Adesso la politica, ultimi giorni infuocati di campagna elettorale, i big in Sicilia non se le mandano a dire. Il senatore Matteo Renzi, fondatore di Italia Viva, definisce il reddito di cittadinanza sistema clientelare. Il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte controbatte. Renzi venga senza scorta a dire che vuole toglierlo. Eugenio Cairone. Ci aspettiamo un risultato importante perché la scommessa del terzo polo è soltanto all'inizio. È una scommessa che nel 2022 ha il passaggio delle regionali e delle nazionali, ma che ha nel 2024 la consacrazione con l'Europa. Insomma, quegli altri stanno con Le Pen e Orban, noi stiamo con Macron, e che punta a cambiare il sistema istituzionale arrivando a fare quello che ha fatto Macron in Francia, prendere i voti del PD che sta diventando grillino e prendere i voti di Forza Italia che non può stare con la Meloni. C'è un moderato, un democristiano. Un democristiano non può votare la Fiamma, io lo dico con forza da Palermo. I democristiani non votano la Fiamma e i riformisti del PD non possono votare Di Maio e Fratoianni. No, Conte mi ha molto colpito perché si può avere tutte le opinioni del mondo, in questo caso la differenza è sul reddito di cittadinanza, ma ce ne sono tante altre di differenze con Conte. Quando però un ex presidente del Consiglio arriva a dire a un altro ex presidente del Consiglio vieni senza scorta e ne parliamo in piazza, ma che vuol dire senza scorta? Che fa? Mi deve menare? Oggi ci sono decine di agenti, donne e uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri, delle Forze dell'Ordine, che sono stati costretti a presidiare questo territorio perché se vi fosse stato un pazzo che mette le mani addosso a un ex premier sobillato da un altro ex premier, tutto il mondo parla di noi. E allora noi abbiamo dovuto costringere le donne e gli uomini delle forze dell'ordine a stare qui anziché a stare a lavorare sui veri e importanti obiettivi. Ecco, Conte è un irresponsabile che usa un linguaggio di minaccia. Se vuole fare un dibattito sul reddito di cittadinanza facciamolo al Teatro Massimo, facciamolo in televisione, facciamolo in una delle vostre redazioni. Io dico le mie cose, lui dice le sue, ma ci rispettiamo. Dire vieni in piazza senza scorta, che fa? Vuol picchiarmi? Vi rendete conto di che meschinità? E del resto io credo che Conte sia un uomo mediocre. Dopodiché sono pronto a discutere di quello che fa. Lui parla di antimafia e di legalità. Io quando penso a Roberto Scarpinato, penso alle pagine di Luca Palamara su Roberto Scarpinato. Nessuno ne parla, il sistema montante, le raccomandazioni per quei magistrati. Noi non prendiamo lezioni di antimafia da chi come Roberto Scarpinato ci ha nascosto il suo rapporto speciale con Montante e siamo stati costretti a leggerlo sul libro di Palamara, che il reddito di cittadinanza, gli altri sono cattivi e lo vogliono cancellare e tu sei buono e lo vuoi tenere. Non ti rendi conto che il reddito di cittadinanza non ti tira fuori dalla povertà. Per uscire dalla povertà ci vuole il lavoro.
ci vuole un lavoro pagato bene, ci vuole un lavoro legale, ci vuole un lavoro regolare. La Sicilia non crescerà con i sussidi e con l'assistenzialismo. Sono decenni che questo metodo non funziona, ma nel caso dei 5 Stelle è elevato a campagna elettorale. Quando io vedo in alcuni quartieri palermitani arrivare con la tesserina gialla del reddito e dire papà meo, ma come si fa a fare una campagna che è tutta basata sul clientelismo e il voto di scambio? Dunque vedremo quello che accadrà, io non giudico e naturalmente penso che ci sia però una Sicilia di persone straordinariamente per bene che ha voglia di cambiare. Io dico ai giovani siciliani, non accontentatevi di chi vi dice che vi dà il reddito di cittadinanza per togliervi dalla povertà, perché non vi toglie dalla povertà vi toglie chi vi fa studiare. La venuta di Giuseppe Conte ad Agrigento ha lasciato, come si dice, il segno nel rapporto con la stampa locale per la mancanza di garbo e di delicatezza che ha reso quasi impossibile il lavoro dei cronisti invitati a spostarsi da un punto all'altro, quasi sballottati da un giovane collaboratore dell'ex Presidente del Consiglio. L'arrivo del leader del Movimento 5 Stelle a Porta di Ponte sabato pomeriggio ha creato un grande imbarazzo tra gli operatori delle TV locali e dei giornalisti presenti, giunti anche da fuori provincia, ai quali è stato impedito di avvicinare Giuseppe Conte, intervistato invece quasi in esclusiva dall'emittente La 7. Una procedura inaccettabile trovandosi in una pubblica via. Una deontologia calpestata con i giornalisti trattati malissimo a casa propria da parte di quel collaboratore di Conte che ha fatto di tutto per rendere complicata la situazione. Dopo questa premessa che abbiamo ritenuto opportuno fare a tutela della nostra categoria e per questo vi ringraziamo per l'attenzione, diciamo che la venuta di Conte ad Agrigento ha creato uno scontro a distanza con Matteo Renzi, ripreso poi dalla stampa nazionale. Renzi, ha detto Conte, venga qui senza scorta a criticare il reddito di cittadinanza. Per Renzi si è trattato di un linguaggio mafioso, tanto da chiedere l'intervento del Ministro dell'Interno. I toni della campagna elettorale, come si vede, sono abbastanza alti quando mancano pochi giorni al voto. Anche il Movimento 5 Stelle sembra essere d'accordo soltanto su un aspetto, ovvero il no alle larghe intese. Beh, innanzitutto continuiamo a parlare alle persone, ai cittadini da nord a sud, cerchiamo di dare una prospettiva a questo rinnovato entusiasmo, cerchiamo di raggiungere un risultato importante e poi valuteremo. Agrigento è una terra dalle 1000 risorse, spesso dimenticata e bistrattata. Il Movimento 5 Stelle cosa cercherà di fare per questa provincia? Guardi, questa provincia come le altre ha bisogno della buona politica. La buona politica, quella con la P maiuscola, è la politica che non coltiva gli interessi delle lobby, dei potentati economici, finanziari, quelli che poi hanno distrutto la ricchezza di quest'isola. Ha bisogno di restituire ai cittadini quello che gli spetta. Adesso ci sono i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono un'ottima occasione per migliorare le infrastrutture innanzitutto, viarie, ferroviarie, per investire di più, per valorizzare questo territorio, questa bellissima valle in particolare e non solo. Bisogna lavorare molto per migliorare la qualità dei servizi essenziali a partire da quelli sanitari. Vogliamo la politica fuori dalla sanità. Il capitolo è importantissimo, quello della sanità e delle scuole. Presidente, scusate, a Porta Empedocle, a poche decine di chilometri, si disquisisce da anni per la costruzione del rigassificatore. Qual è la vostra posizione? Guardi, rispetto all'emergenza poi in particolare che stiamo attraversando, noi siamo assolutamente per un massiccio investimento nelle fonti rinnovabili. Dobbiamo abbracciare il futuro con determinazione e non indulgere nel passato. Detto questo, mentre siamo assolutamente contrari a nuove trivellazioni dei nostri mari che distruggerebbero gli ecosistemi marini, siamo contrari anche alla prospettiva di un'energia nucleare, adesso è disponibile solo la terza generazione, ma costruire oggi una centrale nucleare significherebbe, come è successo in Finlandia,
impegnarsi per 12 anni con costi proibitivi che sono lievitati in Francia anche a 19 miliardi, un buco spaventoso, quindi nulla veramente a portata di mano. Per quanto riguarda i rigassificatori è una soluzione che temporaneamente in via di transizione può essere una soluzione, noi però siamo per soluzioni rigassificatori galleggianti e soprattutto per quanto riguarda la loro collocazione va ovviamente studiata con le comunità territoriali una soluzione, non imposta come vogliono far qui in questa bellissima valle a poca distanza dei templi che sono una meraviglia che tutto il mondo ci invidia. Galleggianti per rivenderli? Assolutamente come soluzione temporanea possiamo valutare anche questo, ma ripeto, la strada maestra è un massiccio investimento nelle rinnovabili. Io sto girando tutto il territorio con tutti i candidati del Movimento 5 Stelle per spiegare che noi la rivoluzione delle fonti rinnovabili e dell'energia pulita l'abbiamo a portata di mano, oltre che il super bonus che ci dà maggiore efficientamento energetico e taglio delle emissioni clima alteranti e quindi taglio delle bollette, dobbiamo realizzare comunità energetiche in modo capillare, dobbiamo diventare tutti autoproduttori di energia pulita, con tagli strutturali fino al 40% della bolletta. Grazie. Elezioni politiche, riberese Giuseppe Ruvolo, ex senatore e candidato in Piemonte per l'elezione alla Camera dei Deputati come capolista del plurinominale di Noi Moderati, il cui leader è Maurizio Lupi. Il nostro direttore Arturo Cantella. Senatore Ruvolo, lei rappresenta la lista Noi Moderati, che ricordiamo è l'insieme di 3 personalità del mondo della politica del centrodestra, Toti, Brugnaro e Lupi. Ecco, gli obiettivi del vostro programma politico in sintesi. Ma in sintesi noi intanto siamo i moderati di quest'area di centrodestra che appare molto bilanciato verso destra. Per quanto riguarda il nostro programma, primo punto, oltre ovviamente a calmierare le bollette che non se ne può più, noi promuoveremo un referendum, perché in Parlamento non la cambierà mai nessuno, questa legge elettorale. Allora referendum per avere il proporzionale col voto di preferenza, affinché i cittadini possano scegliere davvero i loro candidati e collegarli nel territorio. Tra le nostre priorità ci sono le infrastrutture, il ponte sullo Stretto, se viene ringrazieremo il Padre Eterno e chi lo vuole promuovere, ma prima sistemiamo le vie della nostra Sicilia, a cominciare di autostrade che mancano. Io per esempio stamattina da Ribera arrivare qua ho impiegato quasi un'ora e questo non è più consentito da parte della politica di soprassedere o comunque di nascondere questi problemi. Queste sono le nostre priorità. È chiaro che in un contesto complessivo vogliamo anche rappresentare, oltre che i moderati, i cattolici che non hanno più una identità politica e noi li vogliamo racchiudere dentro questo contenitore. Noi speriamo di superare, ma sono certo che lo supereremo, il 3% per iniziare un nuovo percorso, un percorso dei moderati che possa dare spinta e valore soprattutto alla politica. Lei ha sempre avuto una particolare passione per l'agricoltura anche nelle sue passate esperienze legislative. Ecco, la Sicilia in questo senso a che punto è e cosa si potrà fare? Ma a che punto è? Siamo all'anno zero. Questi 5 anni del governo Musumeci per questo settore non è stato fatto nulla e in un momento di grandi cambiamenti climatici, lo vediamo tutti i giorni, non piove da 7 mesi, allora cosa dico io? Facciamo gli invasi per poter contenere l'acqua in maniera tale che quando ci sono le annate di siccità c'è la possibilità concreta di poter irrigare i nostri campi e soprattutto dare la possibilità alle nostre popolazioni di utilizzare l'acqua potabile. Come fare? Semplicissimamente, mentre fino a qualche tempo fa per muovere una pietra c'erano gli ambientalisti, c'era tutto quello.
il rispetto della natura, che sono il primo a rispettarla, ma bisogna costruire gli infasi. Adesso ci sono le norme per poter costruire gli infasi. Il PNRR, di cui tutti parliamo, ormai sappiamo di che cosa si tratta, è una grande occasione. Spendiamo soldi per recuperare l'acqua e soprattutto per fare grandi invasi. Cosa fare? Perché questo è il tema. In Italia, vi do un dato solo, ci sono 300 miliardi di metri cubi di acqua che cade regolarmente nell'ultimo triennio, è stata questa. Se ne recupera solo l'11%, in Sicilia il 7%, ma è mai possibile ancora veramente non dare soluzione a questa problematica? E l'altra problematica, quella infrastrutturale, di cui abbiamo sempre parlato. Io sulla Gela Castelvetrano, se avrò l'onore di ritornare in Parlamento, sarà la mia battaglia della vita, di una battaglia di civiltà. Non può essere solo esclusivamente abbandonato un territorio che, nonostante fior di parlamentari, nonostante di ministri, non siamo stati in grado di poter dare una risposta concreta alle esigenze minimali di un territorio. Per quasi 679.000 studenti siciliani oggi è suonata la prima campanella. Tantissimi già nei giorni scorsi hanno cominciato a seguire le lezioni, ma è partito stamani ufficialmente per tutti l'anno scolastico sull'isola. Oggi tra i banchi di scuola il nostro direttore Arturo Cantella ci racconta l'emozione degli studenti del plesso Don Bosco di Agrigento, retto da Nellina Limbrici. Vediamo. Oggi al via le elezioni dell'Istituto Quasimodo, ecco, in particolare siamo venuti qui al plesso Don Bosco, dove stiamo vedendo una grande accoglienza, insomma un anno scolastico in positivo, Preside? Ma speriamo bene. Intanto tengo a precisare che l'anno scolastico è iniziato mercoledì 14, oggi abbiamo dedicato la mattinata invece all'accoglienza in un momento relativamente più calmo, considerato che veramente i primi giorni di scuola sono abbastanza concitati e vissuti con molto pathos da parte di tutte le componenti, genitori, bimbi piccoli, grandi, ma anche docenti. Quindi abbiamo preferito farlo in un momento più tranquillo. Niente, oggi i bambini tutti, da quelli dell'infanzia alla primaria alla secondaria, sono stati intrattenuti in questo spiazzale meraviglioso da ragazzi che si occupano di intrattenerli loro. Poi sono stati coinvolti anche nel concerto che hanno tenuto i docenti di strumento e niente, ci avviamo ad iniziare proficuamente, speriamo, insomma, quest'altro anno scolastico in una sorta di normalità, perché insomma un po' tutte quelle restrizioni che erano state dovute alla pandemia, al Covid, sono cessate, insomma parzialmente, non tutte, però dico, ci ritroviamo un attimino più liberi, quindi vedremo di vivere in maniera più gioiosa quest'anno scolastico anche per queste restrizioni che non ci sono più. Ecco, lei come dirigente scolastica dell'Istituto Quasimodo ha un impegno importante, anche gravoso, perché gestisce 8 plessi. Sì, proprio sono 8 plessi che insistono su 3 quartieri diversi. Abbiamo 3 plessi a Monserrato, altri 3 sono a Villa Seta e altri 3, sono 9 di fatto, sono qua ad Agrigento, quindi insomma l'impegno di gestire questi plessi non è cosa di poco conto, dico, abbastanza gravoso, però dico, cerchiamo di mettercela tutta e insomma fino adesso ci sono riuscita, speriamo insomma anche con la collaborazione di tutti coloro che mi stanno vicino, a partire dai docenti, il personale ATA, insomma, il loro contributo lo danno sempre in maniera proficua, quindi dico, speriamo che anche quest'anno vada bene, ecco, nonostante la complessità dell'istituto. Ecco, qualche novità didattica in merito all'indirizzo appunto che pensate di raggiungere rispetto agli anni precedenti, c'è? Sì, assolutamente, l'ho detto poco fa e lo ripeto, questa è l'occasione anche gradita per comunicarlo insomma a tutta l'utenza. Quest'anno chiaramente ripartono a pieno regime i progetti che si tengono fuori dall'orario scolastico, quindi il classico ampliamento
l'ampliamento dell'offerta formativa verrà assolutamente rinvigorito, insomma, da tanti progetti che verranno realizzati quest'anno. Uno fra tutti è lo studio dello spagnolo nelle classi dove non c'è l'indirizzo, che viene quindi data la possibilità di partecipare agli altri ragazzi, e quelli che già studiano inglese e francese faranno anche spagnolo. Sarà implementato lo studio della musica e quindi dello strumento musicale a partire dalle classi quinte della scuola primaria, e questi sono i progetti che per adesso sono messi in conto per quanto concerne la scuola primaria e secondaria di primo grado. Abbiamo anche lo studio del latino, e per quanto riguarda i piccini stiamo avviando anche con loro un progetto di sport, considerato che si sta dando tantissima importanza e valore all'educazione motoria. Stiamo cercando di coinvolgere degli esperti che cureranno delle attività dedicate ai bambini più piccoli. Quindi speriamo niente più DAD. Lo speriamo, sì, in effetti dico, indicazioni del Ministero non ci sono relativamente a questo tipo di attività quest'anno, tranne che non si superano certe soglie, però speriamo davvero di non attivarla più, anche se ripeto, ha dato l'opportunità a tanti ragazzi che non potevano frequentare per via del Covid comunque di essere presenti a scuola, presenti tra virgolette, nel senso non erano fisicamente, però quantomeno partecipavano alle attività che si svolgevano. Speriamo insomma che siamo fuori da questa emergenza. Il ritorno alla normalità ci sta, lo desideriamo tutti, insomma questi sono i primi momenti che vediamo a livello scolastico di ritorno alla normalità a cui eravamo abituati, sperando comunque che nonostante tutto qualcosa ci abbia lasciato questa emergenza, quindi insomma a livello di relazioni, di essere più comprensivi, più solidali con chi ha più bisogno e manifesta delle particolari esigenze e necessità. L'Ordine degli Architetti di Agrigento punta il dito ancora una volta contro il super bonus. I dettagli nel servizio. Super bonus, una barzelletta, non bastano le asseverazioni del professionista incaricato regolarmente iscritto all'ordine, non bastano le polizze a carico degli stessi professionisti a copertura di eventuali errori, non basta neanche l'infelice introduzione da parte dello Stato di mortificanti sanzioni aggiuntive a carico dei professionisti asseveratori che in atto non possono essere condannati sino a 5 anni di carcere ed essere destinatari di multe sino a 100.000 euro, anche se per avere semplicemente mal interpretato un regolamento edilizio oppure omesso informazioni sui requisiti tecnici. Questo quanto dichiarato dalla Mendola, Presidente dell'Ordine degli Architetti. Pretendiamo il rispetto per i professionisti onesti che sono al lavoro per garantire l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza del nostro patrimonio edilizio. Per la Mendola, ecco l'ennesimo balzello, addirittura un video che dimostra la veridicità delle asseverazioni dei tecnici incaricati. Parliamo ovviamente di super bonus. Adesso la piattaforma dell'OAT, che gestisce la gestione del credito per uno dei maggiori operatori finanziari di Intesa San Paolo, pretende addirittura un video a dimostrazione della veridicità delle asseverazioni dei professionisti per provare l'avvenuta esecuzione dei lavori del super bonus per una percentuale non inferiore al 30% ai fini della gestione del credito. Tutto ciò ovviamente, continua la Mendola, mortifica la professionalità che professionisti, valicando anche i limiti imposti dalle più elementari norme che garantisce la privacy. Riteniamo gravissime le richieste di questa piattaforma, continua il Presidente dell'Ordine degli Architetti Rino Lamendola, in quanto mortificano le professionalità dei tecnici incaricati, già abbastanza vessati dallo Stato con sanzioni pesantissime in caso di errori nelle asseverazioni. Siamo davvero alla frutta. In questo contesto potremmo aspettarci che presto qualcuno imponga anche la registrazione del video sulle operazioni chirurgiche al fine di verificare la veridicità dei referti stilati durante gli stessi interventi. Non riteniamo giusto, continua la Mendola, che l'incapacità dello Stato di punire con severità e immediatezza chi sbaglia e si rende autore di frodi o di truffe, si proficuamente lavorando per garantire l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza del nostro patrimonio edilizio, alimentando un processo virtuoso che nel corso del 2021 ha notevolmente incrementato il prodotto interno lordo dello Stato, raddoppiando il fatturato delle imprese del settore edile. Gli architetti agrigentini, conclude il Presidente dell'Ordine
Rino Lamendola pretendono un deciso intervento dai vertici nazionali della categoria nei confronti dei soggetti competenti affinché vengano immediatamente revocate le regole vessatorie e arbitrarie come quelle introdotte dalla piattaforma Deloitte. Ad Agrigento sono state rubate 3 automobili nella frazione balneare di San Leone, una Fiat Panda rubata in via Primavera ad un pensionato di 80 anni, un'automobile Nissan rubata in largo Pergusa ad una donna di 60 anni, un'altra automobile, una Peugeot, rubata in zona Maddalusa ad un impiegato di 60 anni. Solo la Nissan è stata ritrovata a circa 300 metri dal luogo del furto, indagano i poliziotti della squadra volanti, a cui è stata sporta denuncia. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Le parrocchie fanno il conto con il caro bollette, SOS dei parroci pronti a spegnere persino i campanili. Vediamo. Lo avevano fatto per primi i ristoratori, appendendo alle vetrine dei locali le bollette aumentate a dismisura. Poi i sindaci e molte altre categorie sociali, ora lo fanno anche i parroci usando la vetrina dei social. Il caro energia rischia di mettere in ginocchio le parrocchie italiane che, in quanto ad offerte da parte dei fedeli, viaggiano sempre sul filo di lana. Ed è nella giornata di sensibilizzazione per le offerte deducibili per sostenere i sacerdoti che arriva un appello dal cardinale presidente della CEI, Matteo Zuppi. La Chiesa è casa tua ed è bello aver voglia di farla funzionare, sostenendo i sacerdoti. È bello che anche tu abbia voglia di dare una mano. Non c'è pantalone che paga, come si dice a Roma. Il pantalone ce l'abbiamo noi, a volte anche con qualche toppa. Intanto la Conferenza Episcopale Italiana si prepara alla riunione del Consiglio Permanente a Matera a partire da domani, martedì 20 settembre. Il problema del caro energia non è al momento tra i punti in agenda, ma potrebbe esserci comunque un primo confronto sul da farsi, perché ora la situazione per molte parrocchie è ancora gestibile, ma quando bisognerà accendere i riscaldamenti delle grandi chiese e delle tante aule di catechismo, potrebbero arrivare problemi finanziari ben più pesanti di quelli già vissuti nei mesi più duri del Covid, quando con i lockdown erano state pressoché azzerate offerte e raccolte di beneficenza. Al momento tutti cercano di scongiurare il taglio delle celebrazioni per risparmiare luce e riscaldamento. C'è però chi lancia un SOS sul web pubblicando già le bollette. Un duro atto destinato ad essere replicato da tutti i parroci italiani. Apripista il parroco di San Vincenzo Ferrera da Tessa Chieti. Per luglio-agosto la bolletta è di 1.043 euro e purtroppo questo è solo l'inizio, commenta don Andrea Rosati. A San Vero Milis Oristano verrà spento il campanile di Santa Sofia, mentre a Cloud Pordenone un parroco richiama la comunità a dare una mano, citando l'articolo 315 del Codice Civile, diritti e doveri del figlio. A Roma il vicariato sta aiutando le parrocchie a sostituire le vecchie caldaie, mentre a Palmi, Reggio Calabria, sono stati da poco inaugurati nuovi uffici diocesani dotati di pannelli solari. Fonti della diocesi di Roma spiegano anche se sono stati istituiti dei tavoli per dialogare con i gestori, ma si è solo ai primi passi. Saremo attenti, dicono, forse riscalderemo i locali per periodi più contenuti, ma non prevediamo nessuna limitazione delle celebrazioni. Così Monsignor Giancarlo Perego, vescovo di Ferrara Comacchio, nei giorni scorsi contestato per l'accorpamento di alcune parrocchie. In diocesi ci sono 170 parrocchie, di cui 90 sotto i 1.000 abitanti. Spesso il problema è anche pagare la bolletta della luce. La condivisione aiuta, spiega. Ovunque da nord a sud di questa Italia è una corsa contro il tempo, perché dall'autunno ormai prossimo la situazione potrebbe non essere più sostenibile. D'altro canto cresce la domanda di aiuto rivolta alle parrocchie e alle Caritas da parte delle famiglie più povere. Già da anni il pagamento delle bollette alle famiglie fragili è una delle voci della carità, insieme alla distribuzione di alimentari o altri generi di prima necessità. Ma oggi è proprio tra le opere principali che verranno messe in campo in vista della Giornata Mondiale dei Poveri, che si celebrerà il 13 novembre. Non andrà meglio purtroppo nella nostra splendida Sicilia, dove si contano oltre 1.700 parrocchie ed oltre 3.000 sacerdoti.
Ad Agrigento, nel nuovo ambulatorio veterinario in contrada Consolida, vicino all'ospedale, sono iniziate le sterilizzazioni gratuite di cani e gatti randaggi. I gatti dovranno appartenere alle colonie feline già riconosciute, per le quali occorre presentare un'apposita richiesta di riconoscimento all'ufficio sanità del comune di Agrigento chiamando il numero 0922 590804. Le sterilizzazioni, come sottolinea l'assessore del comune di Agrigento Roberta Lala, sono praticate ogni giovedì mattina. Siamo adesso allo sport, calcio, eccellenza, terza vittoria consecutiva e testa della classifica. L'Acragas non si ferma e conquista ancora una volta i 3 punti in una partita difficile contro una coriacea Nissa. Ci pensa il capitano Alfonso Cipolla nei minuti finali a sbloccare il risultato e a regalare il bottino pieno agli acagrantini di scena allo stadio Esseneto. Vediamo. Terza vittoria consecutiva in testa della classifica è l'Acragas, che non si ferma e conquista ancora una volta 3 punti in una partita difficile contro una forte Nissa. Ci pensa il capitano Alfonso Cipolla nei minuti finali a sbloccare il risultato e regalare il bottino pieno agli acagrantini, oggi di scena allo stadio Esseneto. Una domenica positiva per tutte le agrigentine scese in campo. Nell'anticipo del sabato, lo Sciacca, che condivide la testa della classifica proprio con l'Acragas, aveva vinto sul campo del CUS Palermo con il risultato di 0-2. 3 punti importanti anche per il Pro Favara, che supera 1-0 la Leonfortese. Desiderio Garufo, una buona prestazione personale con una vittoria importante per l'Acragas, giunta praticamente in extremis, ma va bene così. Sì, è una vittoria voluta perché queste partite poi se non riesci a sbloccarle nel primo tempo, dove abbiamo fatto una grande mole di gioco e non abbiamo mai concesso niente all'avversario, sia nel primo e secondo tempo, a volte rischi anche di perderle, magari in contropiedi, una palla inattiva. Siamo stati bravi a non concedere niente, ci riconfermiamo miglior difesa e quindi diamo prestigio a questa vittoria, perché le partite non saranno tutte 5-2, 4-0, 3-0, sono partite che più tempo passa, più l'avversario ti studia e quindi sarà sempre più difficile per noi, però abbiamo riconfermato la fame che ha questa squadra. Io, oltre alla prestazione mia, che è sempre, diciamo, collegata a una prestazione di gruppo, quindi una grande prestazione da parte di tutti, da parte di chi è entrato e questo è frutto del lavoro settimanale, perché ci sono ragazzi che sono andati in tribuna che durante la settimana danno sempre il 100%, quindi merito di tutti. Quanto è importante vincere anche soffrendo? Queste sono le vittorie più importanti, perché quando vinci 4-0 magari ti può lasciare quella convinzione che poi la domenica dopo, se non riesci magari a portare un risultato positivo, si scretolano facilmente. Quindi queste vittorie ti aiutano a capire che gli avversari da ora in poi saranno sempre più affamati, perché noi siamo l'Acragas, perché puntiamo a fare un campionato di vertice e quindi è giusto anche vincere queste partite. Ci racconti la punizione dove poi è andato il gol tuo o di Cipolla? Lì sono minuti finali, quindi decidi di tirare forte verso la porta e cercare magari di indirizzarla più verso la porta, magari sperando nella traiettoria che vada direttamente in porto, con magari una deviazione. Quindi ho assegnato Garufo, ho assegnato Cipolla, chi per noi l'importante è che l'Acragas porta a casa 3 punti. Quindi... Ti chiedo se guardate la classifica, l'Acragas è in testa al campionato insieme allo Sciacca? No, ancora è presto, perché il campionato è ancora lungo, però sono vittorie che piano piano ti danno fiducia, ti danno morale, ti danno la possibilità durante la settimana di lavorare più serenamente, magari di capire che ancora questa squadra ha margini di miglioramento ancora ampi e deve crescere in determinate circostanze, perché diventa fondamentale, se non riesci a sbloccare la partita, capire i momenti della partita, capire magari l'avversario adotta delle tattiche diverse in corso, perché cambiano i moduli e perché se la partita è 0-0 cercheranno di portare a casa il punto e noi dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, però quando non si può portare a casa la vittoria, anche il pareggio a volte può fare sempre classifica.
Gara sofferta contro la Nissa, forse anche come nelle previsioni, ma è arrivata una vittoria importante per l'Akragas. Sì, è arrivata una buona prestazione, alla terza in campionato che si aggiunge a quelle di Coppa. Abbiamo fatto bene oggi, devo fare i complimenti ai ragazzi, abbiamo giocato praticamente 90 minuti nella metà campo della Nissa, quindi abbiamo concesso forse 2 ripartenze, una su piazzato, quindi chiaramente dobbiamo migliorare sotto porta, dobbiamo velocemente capire che in questo campionato molto livellato bisogna essere molto concreti, non si possono creare tante situazioni da rete e poi rischiare di non vincere una partita che onestamente penso che la mia squadra abbia meritato ampiamente di vincere. Un Akragas che ha sofferto particolarmente in fase realizzativa, è mancato il tocco decisivo. Allora, nel primo tempo abbiamo un po' forzato le giocate, abbiamo avuto poca pazienza, poi già dalla seconda metà del primo tempo abbiamo capito che dovevamo giocare molto di più esternamente e quando andavamo arrivavamo o al cross o al tiro in porta, quindi la squadra poi nel secondo tempo ha cercato di trovare varchi, chiaramente non affrontavamo l'ultima della classe ma una squadra che è stata costruita come noi per fare il salto di categoria, quindi bravi ragazzi, da martedì pensiamo alla prossima di Coppa. Recriminate per quel calcio di rigore che ai più è sembrato netto su Semenzin? Guarda, non parlo mai degli arbitri e continuerò a farlo, quindi non so se era rigore o meno, però va bene così. Questi 3 punti che valore hanno? Nessun valore se non quello di avere aggiunto una vittoria al nostro cammino. Il campionato è ancora alla terza giornata, vi ripeto, ci saranno tante partite equilibrate come quella di oggi, forse equilibrate solo nel risultato, un po' meno nella gestione della gara in generale. Però abituiamoci a un campionato sofferto, se qualcuno pensa che l'Akragas stravincerà il campionato si sbaglia. Abbiamo visto la grinta di Alfonso Cipolla al gol, abbiamo visto quella sua reazione, come No, non voglio commentare, sono ragazzi ed è giusto emotivamente, è un ragazzo che è abituato da sempre a giocare, quindi ci sta pure. Preferisco parlare di Noto che è andato in tribuna con 200 presenze in Serie D. Anche oggi Enezai 0 parate, 3 partite, 0 gol subiti in campionato. Quanto sei soddisfatto? Ti ripeto, sono soddisfatto, l'unico rammarico che ho è non avere concretizzato la mole di gioco che abbiamo espresso dalla seconda metà del primo tempo per finire la partita. È chiaro che lavoriamo tanto sulla nostra fase di non possesso, che preferisco chiamare fase di riconquista, perché cerchiamo sempre di giocare sugli appoggi degli avversari per andare poi a recuperare la palla e andare subito in profondità. Una domenica positiva per tutte le agrigentine scese in campo. Nell'anticipo del sabato lo Sciacca, che condivide la testa della classifica proprio con l'Akragas, aveva vinto sul campo del CUS Palermo con il risultato di 0-2. 3 punti anche per il Pro Favara che supera 1-0 la Leonfortese. Giuseppe Moscato. Con un gol del capitano Giuseppe Fallea, abile a deviare in rete un bel traversone su punizione di Giovanni Fricano, la Pro Favara di mister Tudisco conquista l'intera posta in palio e piega l'ottima Leonfortese che era scesa al comunale Bruscolese di Favara per fare risultato. La Pro Favara centra la seconda vittoria consecutiva e cerca di dimenticare la falsa partenza del campionato. La zambata vincente del capitano fa esultare la tribuna. Oggi era importante vincere e portare 3 punti a casa per il gruppo, per la dirigenza e soprattutto per i tifosi, perché ci stanno sempre dietro, ci seguono sempre ed era importante per questo. Ora abbiamo una settimana di riposo, ricarichiamo le batterie e ricominciamo di nuovo, sperando di fare sempre meglio. Senza svelare i vostri segreti, ma lo spogliatoio mi sembra che si stia unendo. Ma io me ne accorgo di giorno in giorno che la squadra si va completando, completando in senso che si sta amalgamando tutto il gruppo e stiamo andando tutti verso un unico obiettivo.
La Profavara è scesa in campo con D'Andrea, Caternicchia, Marino, Bossa, Fallea, Miano, Camilleri, Incatasciato, De Luca, Lapiana, Fricano. Di contro la Leonfortese ha schierato Tabascio, Di Perna, Lopez, Russo, Bello, Mannino, Caputa, Lentini, Francese, Girgenti, Meta. Ha arbitrato l'incontro l'arbitro Patti di Palermo. Partita che vede gli ospiti dominare nel primo tempo con azioni che però non arrivano quasi mai in porta. La Leonfortese è ben disposta in campo e ha affrontato i padroni di casa giocando un buon calcio. Mister Catania, un primo tempo giocato bene, per non dire benissimo, un secondo tempo un po' in sofferenza e poi è arrivato il gol della Profavara. Credo che abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto delle occasioni limpide che purtroppo non abbiamo sfruttato, poi è chiaro che l'ennesimo episodio in questo momento ci condanna più del dovuto. Credo che oggi non posso rimproverare nulla ai ragazzi, abbiamo fatto una buona partita contro una squadra forte e lo sapevamo, però credo che non ci hanno mai impensierito, togliendo gli ultimi 5 minuti quando poi siamo sbilanciati in avanti. Io poi accetto anche come si suol dire, le critiche da parte dei giornalisti. Non credo che negli 80 minuti, 85 minuti, se c'è una squadra che ha avuto le occasioni diciamo, nette e pulite, abbiamo avuto una noi il primo tempo con Lentini, una il secondo tempo con Girgenti. Alla fine il mio portiere non credo che abbia fatto grandi parate, non le ha fatte nemmeno il suo, perché noi la palla l'abbiamo portato fuori, per carità, ma non è una addossare responsabilità. Dispiace perché dopo una prestazione del genere avremmo voluto portare a casa qualche punto e invece ce la teniamo a casa a mani vuote. Comunque, alla fine doppio applauso, i giocatori verso i tifosi verso la squadra. Respiriamo un po', mister. Sì, era importante oggi iniziare a fare qualcosa di buono soprattutto in casa. Domenica scorsa l'avevamo fatto a Carini, questa domenica dovevamo cercare di crescere. Ho chiesto alla squadra continuità nel gioco, nei risultati e una crescita soprattutto. Oggi a sprazzi, soprattutto nel secondo tempo, la squadra ha fatto delle cose importanti dove dobbiamo andare comunque a lavorare. Come dicevamo, un primo tempo un po' in sofferenza, poi il secondo tempo gli ingranaggi giusti fino ad arrivare al gol e praticamente al raddoppio col palo. Il secondo tempo abbiamo avuto diverse gol prima del gol. La squadra ci credeva, stava uscendo fuori, abbiamo cambiato qualcosa sul sistema e sono stati bravi, voglio dire, a sfruttare le occasioni. Quindi bisogna continuare, c'è tanto da lavorare e bisogna continuare su questa strada. La vittoria per la Profavara è arrivata alla mezz'ora del secondo tempo dopo alcune azioni veloci e di contropiede. Padrone di casa che hanno sfiorato anche il raddoppio con un palo clamoroso timbrato da Dambelé. Adesso ci saranno 15 giorni di stop a causa delle elezioni. Si ritornerà in campo nella prima domenica di ottobre con il Profavara che farà visita al Mazzara del Vallo. La squadra di mister Catania era messa benissimo in campo. Siccome io già ho visto anche altre partite, è una squadra che non ti fa giocare perché ti attacca nella propria area, ha una condizione fisica esagerata, conoscendo il mister io so come lavora lui e quindi non è che siamo stati male noi, sono stati bravi loro il primo tempo. Poi il secondo tempo è cambiato qualcosa perché magari subentra un po' di stanchezza, è una squadra che un po' si deve difendere con le ripartenze, quindi creare poi fastidio dopo e quindi noi lì siamo stati più bravi perché avendo anche qualche cambio rispetto, come dicevo prima, all'anno scorso, cambia la partita, spezza la partita e i cambi sono stati azzeccati tutti. Al Saraceno di Ravanusa, nella sfida ad esordio del campionato di Serie D, il Licata Calcio, allenato da Pippo Romano, ha perso con il Castrovillari per 1-0. Ai calabresi è bastato il gol di Anzillotta, segnato dopo appena 8 minuti dal fischio iniziale per aggiudicarsi 3 punti pesantissimi. Il Licata Calcio ha provato in ogni modo a ribaltare il risultato, ma senza successo.
Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.